Questa è stata una partita molto importante, quella delle primarie, siamo riusciti a portare al voto più del doppio dei nostri iscritti a livello regionale, è il successo di tutta una comunità che vuole segnali di cambiamento e io credo che da qui noi possiamo davvero partire con uno slancio, con entusiasmo verso un cammino che è faticoso ma che ci porterà sicuramente a cambiare aria ad una regione in cui le finestre sono state chiuse per troppo tempo. Sì, hanno lanciato lo sciopero i sindacati, lo sciopero contro delle norme del suo governo, quello di Matteo Renzi. Come si è sentita di fronte a questo lancio dal palco? Che le critiche sono legittime, che le manifestazioni in piazza sono doverose, che la politica deve stare nelle piazze con i lavoratori e deve essere capace di costruire un'alternativa insieme agli imprenditori che resistono sul nostro territorio. Lavoratori e imprenditori devono stare insieme. Un PIL però che spaventa e la stagnazione è evidente. Come cambiare nel 2015 le sorti del Veneto? Ma sicuramente aiutando le imprese a resistere, quindi noi abbiamo investito miliardi di euro, 18 miliardi di euro per l'abbassamento delle tasse, il primo governo che abbassa il cuneo fiscale, che abbassa il costo dell'IRAP, che defiscalizza le tasse sul lavoro per contratti a tempo indeterminato per i primi 3 anni e quindi un governo che ha deciso di fare dell'abbassamento delle tasse la bandiera più concreta. Ci sono già molte polemiche dal centrodestra. Lei che stile darà alla sua campagna elettorale? È intanto uno stile molto sobrio, come sono io e com'è il Partito Democratico, e quindi credo che noi punteremo tutto sui temi, sui contenuti e sul progetto, dove vogliamo portare il Veneto. Io il Veneto lo voglio portare in Europa, il Veneto deve riprendersi il ruolo di leader tra le regioni del nord.